Amiche e amici di 131, ben ritrovati. Dopo una settimana di gare sui campi per la Serie D, torna il nostro giovedì, l'appuntamento irriverente, divertente e l'approfondimento lento sulla quarta serie, dove sono le 7 sorelle sarde. Oggi non me ne vogliano tutti gli altri ospiti, però finalmente avrò in compagnia un amico di 131, possiamo dirlo senza timore di smentita, il buon Giacomo De Martis, capitano, centrocampista, attaccante, un po' tutto, anche magazziniere di questa Torres di Alfonso Greco. Sì. Ciao Giacomo, ben ritrovato. Ciao, buonasera. Ciao. Ho Soprattutto pulito io gli magazziniere. spogliatoi dello Scandicci. Esatto, Come? esatto, hai pulito tu gli spogliatoi, poi giustamente la società Sì. ha fatto i complimenti alla squadra toscana, però la verità è che il buon Giacomo dopo i 90 minuti ha anche pulito lo spogliatoio. No, a parte gli scherzi, caro Giacomo, innanzitutto come stai? È bello ritrovarti a 131 dopo un annetto forse che non ci vedevamo. Mi fa molto piacere infatti esserci. Mi manca, vabbè, voi non mi potete mancare visto che siete ovunque, quindi cioè, vi vedo anche troppo spesso. Però sì, in trasmissione ormai ero da parecchio senza venirvi a trovare. No, sto bene, sto bene. Ieri abbiamo passato il turno, è stata una bella soddisfazione, nonostante la prestazione non sia stata eccelsa, però in queste partite è importante assolutamente ottenere il risultato, questo è stato fatto, quindi bene, bene, sto bene. Tanto io sono umorale rispetto ai risultati, quindi oggi chiaramente sto bene. Ecco, nel frattempo vediamo lo spogliatoio che hai pulito tu. No, a parte gli scherzi, stavamo parlando, no? L'hai anticipato dei quarti di finale di Coppa ieri, il passaggio del turno per la Torres che va avanti e affronterà in semifinale, appunto, in semifinale la Coppa, dopo la vittoria ai rigori contro lo Scandicci. Ti chiedo, Jack, questa vittoria di ieri è un po' il simbolo forse della vostra stagione. State andando avanti con degli alti e bassi emozionali, a volte un po' di difficoltà, però poi nei momenti di difficoltà togliete di nuovo fuori il carattere. Ti chiedo, può essere anche uno slancio in più passare il turno ai rigori dopo aver avuto magari anche paura di non andare avanti in una competizione a cui tenete, in un campionato che sta entrando nelle sue fasi finali e che sicuramente vi deve vedere protagonisti? Beh, sì, è importante. È importante assolutamente passare attraverso anche le sofferenze perché non sempre si possono dominare le partite. Ieri infatti non è successo. Abbiamo diciamo giocato diversamente dal solito. Il mister ha cercato una contrapposizione differente da quello che siamo abituati a fare, cosa che si era già che probabilmente cioè, ha visto i protagonisti di una prestazione sicuramente a livello tecnico superiore, però nella difficoltà abbiamo avuto grande mentalità e siamo riusciti assolutamente a portare a casa il risultato, anche grazie ai rigori parati da Pierpaolo, che comunque è un fattore perché è bravissimo. C'è sicuramente un portiere di grande affidamento, ieri l'ha dimostrato ancora di più e ci ha portato dopo la partita con il latte dolce a vincere in maniera con la lotteria dei rigori, perché per il resto in Coppa Italia avevamo fatto sempre una eh, Sì, Coppa Italia avete fatto sempre bene, nel frattempo ti ho perso per un attimo, caro il mio Jack, non so se riusciamo a ristabilire il collegamento, nel frattempo vediamo anche le immagini della sfida di ieri, la raccontava bene Giacomo De Martis, un po' di difficoltà per la Torres nell'andare a segno, però una squadra che ha confermato anche un ottimo momento difensivo, non ha subito gol nei 90 minuti ancora una volta, come era già successo nell'ultima trasferta di campionato contro la Visartena, ricordiamo, vinta per 2-0 dei rossoblù di Greco. Ecco, vedo che sei tornato, Jack. Ti faccio una domanda molto molto diretta, Giacomo.
7 punti di C'è fatto qualche da problema Giuliano. nel collegamento, forse, perché non ti sento benissimo. Adesso mi senti meglio? Mi senti? No, forse non riusciamo ancora a Sì, sentirci. l'audio un po' è sospeso. Ok, sicuramente è un problema un Se mi hai pochino fatto una della... domanda la devi ripetere perché non lo La sento. ripeto volentieri, te le ripeto tutte. Sicuramente era un attimo il tuo collegamento che va e viene, forse c'è una connessione non eccellente al momento dalle parti di Ossi, visto che possiamo spoilerare che sei lì. No, volevo chiederti appunto se sono 7 i punti di fatto dal Giuliano, anzi no, niente, ti abbiamo riperso di nuovo. Nel frattempo invece vediamo quella che è un po' che è stata un po' la lotteria dei rigori per la Torres ieri nelle immagini di Insula TV, la partita che ci ha raccontato Andrea Olmeo. Finita appunto con i rigori addirittura a oltranza, perché la Torres è arrivata fino all'oltranza per battere Scandicci, una Torres dicevamo che arriva dal 2-0 contro la Visartena e che ora invece in campionato troverà la Fragolese, una Torres che sta avendo un buon momento dal punto di vista difensivo, qualcosa lo dovrà registrare invece in attacco, dove però sono in tanti quelli che mancano. Pensiamo a Gigi Scotto che ha un problema alla caviglia, pensiamo a Diakite che ieri ha fatto 90 minuti però non sta al meglio perché sta giocando sempre continuamente tutte le partite, Edgar Cani che fin qui è ancora un oggetto misterioso di questa Torres perché non è riuscito ancora ad essere protagonista come il curriculum fa ben sperare per la parte finale di stagione per i rossoblù. So che ci sono ancora un paio di problemi di collegamento, vedremo appena riusciremo a recuperare il buon Giacomo De Martis. Ne parlava anche lui, no? Tanti cambi modulo per quanto riguarda la squadra di Alfonso Greco negli ultimi turni, una squadra costruita, se vogliamo, in estate per il 4-3-3 e poi una squadra che ha virato presto al 4-3-1-2 con il trequartista a sostegno delle punte. E nell'ultima partita di fatto in campionato contro la Visartena, Greco ha scelto lo schieramento col 3-4-1-2 a specchio per mettersi un pochino anche meglio dal punto di vista tattico nei confronti della squadra. È piaciuto questo cambio ed è stato confermato in Coppa. Giacomo, ci siamo? Riesci a sentirmi ora? Vediamo un po', Sì, mi senti? adesso sì, Oh, in perfetto. realtà non ho cambiato posizione. Sì. Mi Vabbè, ma senti tu? Io io ho ti fatto sento benissimo. l'intervento. Sono i giochi del destino. Mi piace questa cosa perché ti stavo facendo una domanda importante. Ora te la posso rifare. Una domanda molto diretta, caro mio Giacomo. Abbiamo anche visto la classifica. Sono 6 punti in campionato che vi separano dal Giuliano. In realtà 7, se consideriamo ovviamente anche gli scontri diretti. Ti chiedo, visto l'andamento recente del Giuliano, sicuramente non la stessa squadra ammazza campionato del girone d'andata. Tu personalmente, che sei un giocatore di tanta esperienza, ci credi ancora? Cioè, secondo te è ancora aperta la lotta per recuperare il Giuliano o al momento è giusto che la Torres pensi un po' a se stessa, magari a piazzarsi al meglio per la griglia playoff? Guarda, il mister in questo è stato sempre chiaro. Ha detto che è un campionato che può regalare delle sorprese, secondo me non ha tutti i torti. Detto questo, il distacco di 6 punti può sembrare notevole, però in verità il Giuliano non attraversa un buon momento. Io ho parlato chiaro anche con i miei compagni, secondo me ci possono essere delle possibilità per vincere, ma detto questo si devono assolutamente per sperare vincere 5 partite consecutivamente Eh sì, sì, in tornare a campionato. dare continuità che anche a voi comunque è mancata un pochino nel recente passato, non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche di uomini. Ne parlavo quando stavi cercando di ricollegarti, soprattutto davanti, no? Ultimamente siete un pochino corti perché oltre a chiedere gli straordinari di Akite, sta mancando anche Gigi, che ha Gigi Scotto, un paio di problemi alla caviglia. Ti chiedo, atleticamente, secondo te la squadra come arriverà a questo rush finale tra campionato e Coppa? Beh, speriamo intanto di recuperare Gigi, sicuramente perché è un giocatore fondamentale per noi, perché è chiaro che più siamo a disposizione, meno dal punto di vista fisico pagano i singoli giocatori. Questo è importante, al di là che
un giocatore può essere più decisivo dell'altro, è sempre bene che comunque siano a disposizione tutti, un po' per gestire anche le forze, perché il mese di maggio proporrà sicuramente un calendario fittissimo di impegni e noi dobbiamo essere pronti, anche perché la fine della stagione si giocano le partite più importanti e sicuramente non può mancare la lucidità e la componente di freschezza atletica. Noi abbiamo una rosa molto lunga, devo dire la verità, però c'è anche da dire che quando si giocano 10 partite in 30 giorni c'è assolutamente bisogno di star bene con tutti i componenti. Eh sì, assolutamente. Faccio una piccola deviazione dall'argomento Torres, poi continueremo a parlarne tanto, anche perché in settimana ci sono stati i 119 anni di storia della squadra sassarese. Ti farò una domanda su questo, caro il mio Jack, però vorrei ritornare alla classifica che la stavamo guardando, non tanto per chiederti delle posizioni di vertice dove siete voi, dove c'è anche l'Arzachena tra le altre sarde che lottano per un posto al sole di questo girone, ma vorrei chiederti da giocatore navigato che conosce bene la categoria un parere sulla lotta a salvezza. Sono tante le squadre sarde quest'anno che stanno cercando di non retrocedere, a partire dal 13° l'Atletico Uri, che attraversa forse uno dei peggiori periodi da quando quest'estate si è regalata il sogno della Serie D, la squadra di Paba, con appunto la gara di ieri, il recupero di ieri, è arrivato a 4 sconfitte di fila, e poi le ultime 3 lo vediamo della generale, Lanusei, Carbonia, Latte e Carbonia. Un commento, secondo te quali sarde possono farcela? Te l'aspettavi a inizio anno così tante sarde così dietro? Sinceramente non me l'aspettavo, no, perché io avevo apprezzato tantissimo il latte dolce a inizio anno, l'avevamo incontrato in Coppa Italia proprio con Mister Scott in panchina, mi è sembrata una squadra veramente di qualità e soprattutto molto, molto pimpante a livello fisico. Poi però chiaramente le difficoltà in questo campionato ci sono. E chiaramente poi se non hai una rosa lunga paghi a caro prezzo le assenze. Oggettivamente in questa classifica è un po' triste per le squadre sarde, perché poi intanto bisognerà vedere chi retrocederà direttamente, perché poi il discorso legato ai play-out è una questione anche di abbinamento. Speriamo che non sia, cioè, che sia favorevole alle sarde, questo è poco ma sicuro. Speriamo che più sarde si salvano, meglio è. C'è da dire che questo Monte Rotondo, che ha fatto buona parte del campionato proprio in fondo alla classifica, nel girone di ritorno ha avuto un ruolino di marcia quasi da capolista, e quindi si è portato fuori lo stesso Gladiator che abbiamo visto a Sassari domenica scorsa. Ha fatto una campagna acquisti nel mercato veramente importante, perché in questo momento è una squadra di grande qualità. Eh, per tutte le altre c'è da dire che sarà fondamentale la componente caratteriale, perché, perché quella è determinante quando si deve portare a casa un obiettivo e bisogna lottare col coltello tra i denti, ma lo stanno facendo. Infatti ci sono in questo momento molti risultati a sorpresa. Eh sì, Delle sarà domeniche. tra l'altro sicuramente la lotta a salvezza, come capita poi ogni stagione, quest'anno ancora di più, visto che ritorneranno i playoff, i playout, scusate, che non ci sono stati nel primo anno dopo il Covid, modificano poi quella che è anche la corsa a scudetto, perché le squadre che trovano comunque una squadra che si deve salvare sicuramente non avranno la partita, non affronteranno la partita a cuor leggero. Voi tra l'altro sarete grandi protagonisti del vostro fine di stagione, ma anche delle squadre che si devono salvare, perché da qui alla fine dovrete incontrare l'Uri, il Latte Dolce nel derby e anche l'Insieme Formia, tutte squadre che sicuramente vi chiederanno punti, ma difficilmente la Torres potrà fare degli sconti.
torno al festeggiamento di questa settimana del 19 aprile, 119 anni di storia della Torres. Abbiamo letto anche le belle parole del presidente Stefano Udassi, che ha parlato di passato e di presente, soprattutto di futuro, di voglia di crescere con questa società. Io a te ovviamente faccio una domanda soprattutto sul passato, caro il mio Jack. 119 anni di storia, tu ne hai fatto parte per un bel po' di questa storia della Torres. Ti chiedo il ricordo neanche più bello, ma quello più forte, forse un pochino per le emozioni che ti ha regalato, che ti porti dentro. Ne ho vissuto veramente tanti, perché poi io ho fatto una carriera anche di più alto livello in altre squadre, però l'indossare questa maglia comunque ti dà la sensazione quasi di vivere il calcio con, con un sentimento quasi viscerale. Cioè, sì, ho perso i capelli e ho tanti sigari perché per questo. Ovviamente la colpa No, è della Torres, no? no, 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 assolutamente. Ti È posso dire una... una cosa prima di lasciarti. Io prima di seguire anche la Torres, tanto sono sassarese, chi ci segue lo sa, prima di seguire anche la Torres sembravo Tolu, ora piano piano sto perdendo tutti i capelli. No, continua, vai. Una cosa bellissima in questo momento è che proprio quest'anno, con l'arrivo di questa società, si vede che c'è un grandissimo entusiasmo. La Torres lo è sempre stata, ma in questo momento si sente ancora di più il fatto che sia un'istituzione per la città. C'è ci sono tantissime aspettative, però c'è da dire anche che siamo accompagnati da tantissime persone. Questa società sono convintissimo che porterà avanti un progetto che possa essere veramente importante e farà parte della storia della Torres perché si evidenzia quasi una condizione di rinascita da un certo punto di vista. Spero anche che gli obiettivi che abbiamo in questa stagione come squadra possano portare anche da subito la Torres nel panorama professionistico perché questa società poi sa come strutturarsi per andare sempre più in alto. Eh sì, sicuramente dipenderà molto anche da questo finale di stagione per eventuali promozioni dirette o ripescaggi tra Coppa e Playoff. Ti faccio fare un paragone, non tanto sulle due società, perché non sarebbe né carino né delicato da fare, però tu sei stato protagonista in tempi anche recenti di una Torres, sì che si è salvata all'ultimo passando dal play-out, ma anche di una Torres, quella di Mariotti, fermata, no? Forse solo dal Covid, perché magari anche quella Torres sarebbe arrivata alle fasi finali del torneo. Ti chiedo differenze tra due squadre sicuramente diverse, però con tanti giocatori anche in comune. Penso a Masala, penso ai due Pinna che c'erano allora e insieme a te ci sono anche oggi. Ti chiedo un po' il gruppo, differenze, possibilità anche di continuare, no? In quella tradizione che lì quella volta si era fermata solo forse causa Covid. Le differenze sono sostanziali, nel senso che noi non ci sono mai stati proclami da parte della società, ma noi all'interno, nello spogliatoio, sapevamo benissimo che noi eravamo costruiti per un campionato di vertice, quindi quello è un fattore che pesa a livello mentale certe volte o comunque è una responsabilità in più. Con la Torres era una squadra giovane, è una squadra ben costruita sicuramente, che aveva una cifra tecnica elevata, però allo stesso tempo non aveva la stessa responsabilità perché dalla società non era chiamata a vincere il campionato. Quindi la differenza esiste perché un conto è, diciamo, mentalizzarsi già dal primo giorno per un obiettivo, un altro invece è la valorizzazione dei giovani con chiaramente il risultato, però senza l'assillo assoluto.
noi ce l'abbiamo in questo momento perché sentiamo la nostra forza e la percepiamo. Ti posso In fare una domanda verità, cattiva? Da sassarese sì. a amante della Torres, come sei tu, è un po' la croce e la delizia, secondo me, di questo gruppo, no? Perché siete in tanti a tenerci tanto, veramente tanto, forse anche al di là del mero rapporto professionistico che ci può essere anche in una società di Serie D tra il calciatore e una piazza. Penso a te, penso a Gigi, ma penso anche a Torrepina, Garau, Bianchi, tantissimi giocatori, D'Ametto, Antonelli, che ci tengono in maniera magari particolare e in alcuni momenti anche questa sofferenza è stata un po' il vostro punto di forza, ma al tempo stesso il punto debole, perché poi ti porta a essere frenetico, a cercare il risultato forse ancora di più, con meno lucidità rispetto a chi la vive un po' più distaccato. Non so se sei d'accordo. Sì, sì, sono d'accordo. Bisogna noi sappiamo e ce ne rendiamo anche conto che abbiamo un trasporto assolutamente delle volte troppo accentuato. Però io penso che quello ti possa portare ad alzare l'asticella delle volte anche ai ragazzi che non vivono questa condizione allo stesso modo perché chiaramente non sentono, non hanno il senso di appartenenza come possiamo averlo noi. Questo è poco ma sicuro. È chiaro che in questa parte, in questo finale di stagione, dobbiamo essere molto, molto equilibrati, molto bravi a carpire quali sono le difficoltà, cercare di gestirle in una maniera, diciamo, intelligente, perché poi la passione delle volte può creare delle problematiche. Sicuramente quello che hai evidenziato tu è un tasto che assolutamente dobbiamo cercare di fare attenzione per non farci sopraffare anche dalle tensioni. Jack, ti tiro una coltellata in amicizia. Cosa fai l'anno prossimo? Guarda, vorrei proprio saperlo, non lo so. Ti, ti vorrei Non hai ancora rispondere, ma deciso? no, vabbè, non dipende da me, non No, dipende però solo dico in da me. generale, dipendesse solo da te, tu vuoi continuare a prescindere? No, io a prescindere cioè non ho dei paletti. È chiaro che dipenderà un po' da quello che mi verrà proposto. Intanto vediamo nella Torres o comunque mi verrà proposto in generale, perché io sono una persona che vive di entusiasmo e quell'entusiasmo te lo può dare una carica, un ruolo che ti possa portare nuovi stimoli o cioè, da calciatore ne vivo già abbastanza, cioè, io comunque anche per 10 minuti ci metto cioè, la stessa professionalità che ci mettevo per 90 o per, cioè, la vivo sempre allo stesso modo. Vediamo, io sinceramente sono molto focalizzato su questo finale di stagione e speriamo di poter prenderci delle soddisfazioni sia personali che collettive, che quello è molto importante e poi vedremo il passo. Ecco Jack, ci sono tanti, anche questa è una domanda un po' da che si fa ai giocatori più esperti e quindi la faccio anche a te. Ci sono tanti centrocampisti offensivi sardi che stanno facendo bene in questo campionato, anche negli scorsi, penso a De Montis, penso a Masala che gioca con te. Secondo te chi è il più vicino alle tue qualità? Cioè il De Martis tra i giovani centrocampisti della Serie D, sardi ovviamente. Ma è difficile dirlo, non ci avevo mai pensato sinceramente. Sì, in Devi far effetti, crescere Samuele vabbè, Pinna, forse. cazzo, Samuele Pina è sicuramente un ragazzo che ha grandissime qualità, perché calcia benissimo con tutti e due i piedi, ha una velocità di esecuzione pazzesca. Salutiamo Francesco, oggi assente giustificato, che ovviamente essendo anche lui a un passo da non sapere cosa farà l'anno prossimo, anche Aresu è alla ricerca di stimoli, poi lo vedremo che stimoli troverà il buon Francesco. Però dicevi... Siamo un po' rimasti.
dell'84. No, Samuele assolutamente è una risorsa che la Torres dovrà sicuramente preservare perché ha grandissime immagini di miglioramento ed è quando c'è la qualità tecnica, poi tutte le altre componenti si possono elevare con la fatica e con il lavoro, però vedi la caratteristica che hanno molti ragazzi sardi è che nel centrocampo, in attacco, dimostrano grandi qualità tecniche. Ci sono tanti giocatori sardi che arrivano al professionismo grazie alle loro doti tecniche, non quelle fisiche. Questa è una bella cosa perché vuol dire che si lavora delle volte bene anche nei settori giovanili. Poi chiaramente madre natura fa tutto il resto, ci deve essere una predisposizione, però c'è ci sono tanti De Monti stesso mi ha fatto una grandissima impressione, però lui è un ragazzo già più esperto, cioè già un calciatore formato, mi fa piacere che stia facendo così bene e che ha cambiato praticamente anche, non ha cambiato, però ha sicuramente determinato nella stagione del Muravera in modo sostanziale. Detto questo, la Torres ha dei giovani che sono un potenziale veramente importante anche per il futuro di questa società. Sì, diciamo che anche De Monti sia un po' come Garà, un fattore, nel senso che io entrambi in amicizia li manderei alle fattorie, caro il mio Giacomo De Martis. No, a parte gli scherzi, provo a leggere nella tazzina del tuo caffè per i prossimi mesi. Ovviamente salto la parte scaramantica che riguarda la Torres, ma finisce il campionato con la Torres e ti imbarchi per Nizza con la nazionale di Vittorio Puget, la nazionale sarda. Io te la lascio lì. Barella non va al mondiale e De Martis va all'europeo con IFA. Non lo so, qua è una domanda la mia. Guarda, io ancora in verità, Vittorio, non l'ho sentito, chiaramente mi è arrivata la notizia. Non l'ho sentito perché c'è incertezza su quelli che saranno gli appuntamenti della Torres, perché slittano i campionati così dall'oggi al domani Certo. e adesso vediamo un po' quando saranno le date dei playoff, che comunque sono quasi certe del 22, cioè 22-29, comunque il Sì, 29 29 dovrebbe dovrebbe essere essere. la data finale, salvo ulteriori slittamenti Però che, come sappiamo, ci possono c'è da essere, cause dire che Covid. c'è da dire che nel mezzo noi dobbiamo fare una semifinale e si spera anche una finale di Coppa Italia, quindi cioè, non so se inizieremo a giocare di venerdì o di lunedì dopo la domenica o faremo qualche partita a giugno. Non mi dispiacerebbe andare a Nizza, sarebbe bellissimo anche perché sarà un'esperienza bellissima con tanti amici, quindi rappresentare la Sardegna in una competizione calcistica è una cosa veramente fantastica. Sì. Quindi magari, vedremo. Torres permettendo, come si suol dire, in base agli appuntamenti che avrà ovviamente la squadra rossoblù da qui a fine stagione. Ti faccio l'ultima domanda legata al campionato, caro Jack, a Fragolese, domenica, sfida molto complicata. Di fatto siete due belle squadre, due squadre molto forti in attacco. La Fragolese ha uno dei tridenti, secondo me, più interessanti del girone. Che partita ti aspetti? È una partita difficilissima, loro hanno un tasso tecnico veramente elevato, soprattutto in avanti, come hai detto bene tu. Ritornando al passato della Torres, sono due terzi del tridente che aveva vinto quel campionato lì con la Turris, Sì. perché Longo e adesso mi sfugge, Celieri, caso naturale. erano comunque dei giocatori che facevano parte di quel progetto vincente della Turris e infatti io dall'inizio avevo pensato che potesse essere una delle pretendenti
alla vittoria finale. Hanno avuto qualche difficoltà, però nello scontro diretto sono sempre molto temibili, assolutamente. Dobbiamo stare attenti, cioè, non dobbiamo stare attenti, semplicemente dobbiamo fare una partita intensa, una partita dal punto di vista tecnico importante e soprattutto dobbiamo portare a casa i 3 punti perché ci stanno un po' mancando in casa e vogliamo far gioire il nostro pubblico che ci segue e intanto dobbiamo farlo anche perché dobbiamo mettere, intanto consolidare la nostra posizione e vedere poi che cosa succederà per chi ci sta sopra. Esatto, esatto. Mi è piaciuta questa tua diplomazia. Caro Jack, prima di chiudere, non c'è il quiz, ovviamente, oggi sei da solo, c'è una piccola rubrichetta che ci siamo inventati sui social, a cui ti proporrò delle domande simpatiche che ci hanno mandato su Instagram. Ho sempre avuto una curiosità, visto che tu comunque sia hai anche dei campi da padel, chi è lo sportivo sardo o comunque il calciatore di Serie D sardo più forte a padel? Non lo so questo, mi hanno detto che Fadda dell'Atleticuri è fortissimo, poi Fabio è fortissimo personalmente ovunque, io non lo praticamente conosco. canta, è bravo a padel, un po' meno a calcio, però per il resto è un ottimo Cioè, personaggio. io quando Salutiamolo mi hai ovviamente. chiamato non ero pronto, stava piovendo e sono venuto qui. Infatti queste che ho sopra non sono libri, non è una libreria, sono palline da fare. Ah, Incredibile. ok, sì, ok. Sono nell'ufficio perché non sapevo dove stazionare, quindi Io sono pensavo fossi nella venuto. sede dell'Ossese che per arrotondare facevi il magazziniere anche lì. Questa era una mia idea. Sì, sì, vabbè, adesso c'è allenamento, quindi dovrò pulire gli spogliatoi più tardi, adesso vedremo. Umiltà, umiltà per il buon Giacomo De Umiltà. Martis. A parte tutto, Giacomo, andiamo a chiudere con quella che era la rubrica Chiedilo a Jack, ovvero ne abbiamo scelte 3 di domande simpatiche che ci hanno mandato un po' dalla nostra redazione, un paio di amici di 131 per te. Io mi aspettavo delle domande molto da libro cuore, cioè qualcuno che ti chiedesse qualcosa d'amore, perché si sa che Giacomo De Martis è un po' la bocca delle verità, anche degli affari di cuore. E invece niente, caro Jack, sono tutte domande abbastanza sceme che però io ti propongo. Mi hanno detto, questa è la più bella, secondo me. Qualora la Torres dovesse salire in Serie C, devi fare una pazzia l'anno prossimo con il taglio alla Murgia. Viene un po' difficile perché si è fatto platinato Murgia del Carbonia, però magari provaci con la barba, Jack. Sì, ci posso provare con la barba, oppure devo andare in Turchia al posto che a Nizza quest'estate e farmi una decina di trapianti, però poi Ci sta, no, andiamo no, no, insieme. no. Guarda, Sono- organizziamo un pullman, noi ci portiamo Aresu e anche Colombino lo portiamo, il direttore sportivo, e Sono torniamo portato tutti. anche di tutto, ma non fino a quel punto, guarda, Esatto. non- Ci sta. è probabilmente Se andiamo in Turchia possiamo rifondare i cugini di campagna, che ci sta bene con Albano, caro il buon Jack De Martis. Però detto questo, hai mai fatto una pazzia di queste per il calcio? Cioè di quelle robe a fine stagione, mi faccio un tatuaggio, una follia o no? Mai? no, 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 no. Ma in Tu sei un verità giocatore. io mi spremo affinché comunque si possa arrivare alla vittoria, poi la vittoria la vivo con una gioia interna più che non la devo dimostrare. In qualche, cioè, non sono una persona così un po' particolare, ma allo stesso tempo non amo queste cose plateali. Ecco, il sempre pacato Giacomo De Martis. Detto questo, c'è un'altra bella domanda, Jack. Questa è un po' è legata anche al tuo lavoro da magazziniere con cui arrotondi, perché ci chiedono se quest'estate, magari dopo la nazionale, andrei a fare la stagione dall'Ellomela, da Ampurias. Ricordiamo che il team manager della Torres ha anche lì un chiosco, un ristorante. Andrai? Non sarebbe male, non sarebbe... intanto devo capire quanto sarà il compenso, perché poi Lello fa per 2, per 3, per Mai 4 lo fidarsi di spende. Lellomela. Sì, 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 è una persona da questo punto di vista bisogna tenerlo d'occhio. Comunque non sarebbe male, anche perché lì posso spogliarmi, no? Cioè, posso far vedere il fisico che chiaramente Esatto. con tutti questi allenamenti sarà impeccabile, almeno rispetto a lei lo faccio una bella figura, quindi con lui posso giocare.
Beh, sì, con rispetto al... vinci facile. Detto questo, ti saluta Renzo che dice Jack, Renzo Cucu, amico di Muravera, che dice Jack, uno dei pochi che ha lasciato il segno indelebile della sua signorilità ovunque sia andato. Ultima domanda, poi c'è la mia bonus, però ultima domanda che ci mandano dagli amici della Dinamo, che ci chiedono quando torni alla Dinamo, perché di solito è un rullino di marcia impressionante. Con te al palazzetto si vince e basta. Sdoganiamolo questo. No, 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 sì, quando vedo la Dinamo vince sempre. Ci siamo anche trovati l'ultima volta che sono Esatto. andato. Tra l'altro sembrava tutto che una partita difficile, però in verità comunque le insidie ci sono state, alla fine l'ha portata a casa, sono contento. Sta avendo comunque un buon momento, anche se poi mi sembra che ha perso l'ultima partita, Sì, però con Venezia. secondo me la squadra della Dinamo ha delle buone qualità per poter fare un bel fine di stagione e poi vedremo i playoff. Sono il bello del basket. Bravo. Tu sei un po' il talismano. Tu sei un po' il talismano della Dinamo, vedremo. Sì, speriamo. Jack, ultima... Il talismano un po' di tutto. Non sono protagonista nel talismano. Esatto, attore non protagonista, sicuramente da Oscar, Giacomo De Martini, ovviamente si scherza, non è assolutamente vero. Ultima domanda è la mia bonus, quando ci invitate, perché quest'anno immagino che a Ferragosto tornerà uno degli eventi più attesi dell'estate, ovvero il pranzo organizzato da Giacomo De Martini, tornano i candelieri, quest'anno insieme a Gigi Scotto io voglio qualcosa di importante, non so se a Pineta Mugoni, dove organizzerete altri tornei estivi come l'anno scorso, però vogliamo esserci, quindi iniziamo già a programmare quest'estate, caro mio Giacomo. Assolutamente, non mancheremo di invitarvi e di stare bene insieme, no, ci mancherebbe. Adesso dopo questi impegni cercheremo di stabilire una data che possa andare bene a tutti per poter vivere una bella giornata e vederci una cosa insieme, una sola. Ormai sei professionista, lo so. No, detto questo, caro mio Giacomo, grazie di essere stato con noi. C'è qualche piccolo problema di collegamento all'inizio, però poi l'hai portata a casa come tuo solito con grande esperienza, amministrando alla grande il possesso palla. Jack, ci vedremo presto nei campi, chissà già da domenica o comunque sia nelle prossime giornate di Serie D. Un grande abbraccio. Grazie mille per avermi invitato. Una bella mezz'oretta. Mi dispiace per il collegamento iniziale. Vai tranquillo. Chiaramente le cose perfette non sono. Alla prossima, caro il mio Giacomo De Martis, e chiudiamo come sempre l'appuntamento di giovedì andando a fare il classico recap della giornata che ci attende, la numero 30 della quarta serie del girone G delle Sette Sorelle Sarde. Giocherà l'Arzachena contro l'Aprilia, torna al Biagio Pirina, in realtà rimane al Biagio Pirina dopo il recupero infrasettimanale la squadra di Nappi. Una partita difficile da leggere per un'Arzachena che ha bisogno di continuità, non sempre la sta riuscendo a trovare, ha perso l'ultima partita nel derby contro il Muravera, contro l'Aprilia dovrà tornare a fare i 3 punti per piazzarsi al meglio nella griglia playoff e soprattutto dovrà farlo contro una squadra molto molto imprevedibile come appunto quella laziale. Lanusei farà visita al Giuliano tentando un nuovo colpo corsaro per la squadra oliastrina in casa dei Campani. In casa i Campani sono molto molto forti, stanno basando il loro distacco dalle altre del girone proprio in casa, però vedremo se Lanusei riuscirà a fare un colpo che sarebbe importantissimo, non solo perché permetterebbe magari alla Torres o all'Arzachena di guadagnare dei punti sulla capolista, ma soprattutto per la squadra di Oberdan Biagioni di scalare magari delle posizioni in vista della corsa a salvezza. Un'altra gara molto da salvezza, anzi un vero e proprio scontro diretto per la salvezza sarà quello tra Cassino e Atletico Uri in casa del Cassino. Atletico Uri, l'abbiamo già detto durante questa trasmissione parlandone con Giacomo De Martis, è una delle squadre forse dal rendimento peggiore recente del girone, 4 sconfitte di fila. Dovrà sicuramente ritrovarsi la squadra di Papa perché per salvarsi serve ritornare a fare punti.
serve di trovare a fare punti e serve anche magari che il Formia non faccia di nuovo 3 punti contro il Sinti Alba Longa. Formia che ha proprio battuto l'Atletico Uri ieri nel recupero. Ci sarà invece la sfida del comunale interna tra il Muravera e la Visartena, 2 squadre che forse hanno un poco da chiedere al campionato, se non la salvezza matematica. Vedremo se il Muravera continuerà a regalare spettacolo dopo aver fatto delle buone prove sia contro il team Nuova Florida che poi l'Arzachena, come abbiamo già detto. Vittoria per la squadra di Mister Loi, che avrà tante assenze, però sono sicuro venderà cara la pelle contro i laziali. Nuova Florida Gladiator, altra sfida interessante per le squadre sarde che puntano ai playoff, con la Nuova Florida che sicuramente cercherà invece dei punti per continuare la scalata al secondo posto. Ostia Mare Latte Dolce, un'altra sfida dove i laziali hanno un pochino meno da chiedere, anche se non hanno definitivamente chiuso il discorso dei playoff, mentre Latte Dolce, come un pochino anche la Nusei, deve cercare un colpo in esterna che possa permettere la salvezza. Alla fine chiudiamo con le 2 partite di cui un pochino vi abbiamo già parlato, una Torres a Fragolese, vero e proprio scontro diretto per i playoff del Vannissanna, e poi Real Monterotondo Scalo Carbonia, con il Real Monterotondo che dopo un gran periodo ha perso la prima partita nell'ultimo turno, il Carbonia che deve dare continuità a un buon percorso fatto nella seconda parte di stagione per agganciare quantomeno il trenino dei play-out. Insomma, ragazzi, sarà un nuovo weekend importantissimo, interessantissimo dal punto di vista della Serie D, ma non solo, perché saremo anche a Genova. Andrò io nella fattispecie a raccontarvi un altro scontro salvezza per il Cagliari in Serie A, che davvero potrebbe essere un match ball importante, battere il Genoa per andare a creare un distacco interessante sulla zona retrocessione per i rossoblù di Mazzarri. Chiuderà il campionato l'Olbia, ci sarà la Dinamo, insomma un altro weekend tutto da vivere qui su 131. Vi ricordo che oggi ha anche giocato il Cagliari Primavera, per chi non l'avesse visto, ha pareggiato 2-2 in casa del Verona, un Cagliari terzo al momento in classifica che si gioca pienamente l'accesso ai playoff e non solo, anche l'accesso al secondo posto al momento occupato dall'Inter, che vorrebbe dire semifinali dirette. E insomma, come sempre siamo la casa dello sport sardo e vi continueremo ad accompagnare nei prossimi giorni. Grazie di essere stati con noi, grazie ancora a Giacomo De Martis e alla Torres per questa piacevole condivisione di mezz'oretta del nostro solito appuntamento sulla Serie D, e noi ci rivediamo alla prossima. Buona serata e sigla.